Tra le 5 regioni a rischio lockdown, insieme a Lombardia, Piemonte, Campania e Basilicata, c'è adesso anche la Sicilia. Ciò è dovuto ad un esponenziale aumento più ampio nei contagi, con un indice di contagio al di sopra della soglia di 1. La Sicilia infatti attualmente si trova all'1,34. Tra le ipotesi da adottare non si escludono nuovi divieti come il coprifuoco alle 23 per i locali pubblici e il ritorno allo smart working. Sarebbe una misura pesante dal punto di vista economico, ha commentato la segretaria alla salute Sandra Zamba, e andrebbero valutati gli eventuali benefici che ne trarremo in termini di calo dei contagi. Ma una stretta sulle misure anti-Covid sarà necessaria. Si dovrebbero ripensare ad esempio i provvedimenti adottati per i trasporti, introducendo l'uso di guanti monouso a bordo dei mezzi, aumentando il ritorno delle sanificazioni del mezzo più volte al giorno, perché non basta una volta sola. In alternativa si può abbassare il limite massimo della capienza al 50%. Anche in questo caso andrebbe comunque aumentato il ritmo delle sanificazioni. Riepilogando, divieto per tutte quelle feste che si svolgono in luoghi pubblici e privati, o che alle cerimonie matrimoniali e funebri soltanto con un numero limitato di invitati, ed abbassare ad un massimo ben circoscritto, intorno a 10 invitati, le feste private. Queste norme da approvare nei casi limite sono allo studio e pensate come alternativa al coprifuoco delle 23 e sicuramente sarebbero preferite dagli stessi esercenti, ma nel contesto generale ci sono anche delle eccezioni. Vediamo quali sono: i viaggi in macchina da soli, gli spostamenti in moto o in bici, le passeggiate in luoghi isolati. Nel resto dei casi sarà sempre obbligatorio indossare la mascherina. A suggerire le nuove regole è stato il Comitato Tecnico Scientifico, che ha consegnato al governo le indicazioni per fronteggiare la seconda ondata dei contagi da coronavirus, con una raccomandazione stringente per quanto riguarda la movida ritenuta situazione e di criticità. E dunque anche per le feste private sono state previste numerose limitazioni, sia per il numero dei partecipanti sia per il divieto di ballo.